Ok, buongiorno a tutti carissimi. Possiamo iniziare questo culto. Una bellissima giornata oggi di sole, un po' di fresco. E tu che sei a casa oggi, questo conforto pericoloso. Attenti, quanto Dio ti chiama a soffrire per una causa preziosa, ma è prezioso che tu sei a casa. E è bello quando possiamo vivere questo culto anche non solo qua in Italia, ma ci sono tanti gli altri posti, e quanto è bello e prezioso seguire questo nostro Dio. Questa giornata vogliamo camminare con un personaggio che si chiama Esther, e una delle caratteristiche di Esther è che lei amava il suo popolo. E io vorrei leggere un testo qua che noi conosciamo, o senso di essere popolo, essere gente di Dio. Apriamo le nostre Bibbie in 1 Pietro, capitolo 2. 1 Pietro 2, versetti 9 e 10. 1 Pietro 1, 1 Pietro capitolo 2, versetti 9 e 10. Dice così: ma voi siete una stirpe eletta, voi siete un sacerdozio regale, voi siete una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete un popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quando leggiamo questo brano qua, ci ricordiamo quello che noi non eravamo niente, e viene una misericordia di Dio adesso che si manifesta nella nostra vita e ci fa essere un popolo, ci fa essere una gente. Tante volte noi pensiamo quello che noi siamo e ci dimentichiamo o senso di essere un popolo, essere una gente. E è questo che è lo sguardo di Dio. Lo sguardo di Dio è per noi in modo individuale, è per noi in modo unico, è per Caio, è per te, ma lo sguardo di Dio è per il suo popolo, per la sua gente. E così quando Lui ci insegna che noi siamo questo popolo, questa gente, il mio sguardo è per un popolo, per una gente. E è una gente che è un sacerdozio regale, una stirpe eletta, una gente santa, è un popolo di Dio e è stato acquistato da Dio. Ossia non è una scelta mia, una scelta nostra, è Dio che fa questo e ha la misericordia. Perciò che noi siamo adesso questa gente, questo popolo santo qua, noi siamo questa gente qua, questo popolo di Dio consacrato, Signore, per offrire questo momento, questa lode, questa adorazione, offrire questo culto, e che noi possiamo offrire questo riconoscendo che siamo, non che io sono, ma che siamo, che noi siamo questa gente, che noi siamo questo popolo. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi, tu che sei a casa, tu che sei popolo di Dio, la gente di Dio. Preghiamo in questo momento. Pensiamo nella nostra storia, nella nostra vita. Pensiamo a essere gente, popolo. Oggi parleremo di Esther, che ha rischiato la vita per un popolo. E pensiamo nella nostra vita come un popolo. Grazie ao Padre perché non è merito nostro. Grazie ao Padre perché non è perché noi siamo bravi o meno bravi. Grazie perché c'è una misericordia. Grazie ao Padre perché questa tua grazia che si è manifestata, che si è diventata visibile, si è stata presente in Cristo Gesù. Grazie, Padre, perché questa tua grazia ci fa diventare il tuo popolo, la tua gente. Noi non eravamo niente,
noi eravamo completamente esclusi di tutto, ma per grazia tua, la tua misericordia, siamo una gente, siamo un popolo, siamo amati. E vogliamo, Padre, vivere questo culto, Padre, insieme ai fratelli e sorelle qua che tu ci hai donato come un regalo, una scelta tua a stare al mio fianco. Grazie. E è per te questo culto, Padre. È per la grazia, per il tuo amore che viviamo adesso. Sia con noi, oh Padre, questo culto è per te. E guidaci ogni momento, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo cantare, celebrare per questa grazia di Dio e per la grazia tua. Possiamo stare in piedi e poi guardare la persona al tuo fianco, alla tua destra, dietro a te, davanti a te. E questa persona al tuo fianco è il popolo di Dio, è la gente amata da Dio, amata anche da noi. E possiamo cantare e adorare il nostro Dio. Adoriamo? Cantiamo? Ciò che hai fatto in me. Degno è l'anello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'anello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'anello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'anello di Dio, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero, oh Gesù io canto di ciò che hai fatto in me.
Io ti cerco, vengo a te, Signore. Mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco e adesso aspetto te, rivelati a me, Signore, voglio te. Signore, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo, sto cercando te. La corona conquistar. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signore, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signore, voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Amen. In Ebrei 11, nel primo versetto, dice così: Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E la prossima canzone parla proprio della fede. Se leggete l'11° capitolo, lui parla di tanti esempi di fede, no? Anche in Ester vedremo che lei è un esempio di fede, lei ha avuto fede per il Signore. La prossima canzone dice proprio così: guidami a camminare nelle tue acque, la mia fede sarà forte, dove andrò io è perché tu mi avrai chiamato. Noi possiamo fare questo passo di fede, il Signore ci chiede di fare. Noi possiamo fare grandi cose e aiutarlo. Non vogliamo farlo perché molte volte non abbiamo fede. Che noi possiamo chiudere i nostri occhi e dare questo ulteriore passo di fede, che noi non sapremo dove andremo, ma noi sappiamo che se noi siamo a fianco del Signore, se noi facciamo quello che dice il Signore, noi faremo grandi cose. Amen? Cantiamo questa canzone. Mi hai chiamato sulle acque, verso l'ignoto so che affonderei, e lì ti trovo nel mistero, nelle profondità. Ho fede in te.
mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo e tu sei mio.
che sia con te la sua presenza, ti preceda, che ti segua, che ti riempia, ti circondi, è con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare e tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te Lui, 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 è per te Lui. Signore, noi vogliamo andare dove tu vuoi che noi andiamo, Signore. E questo amen significa sì. Noi siamo disposti, Signore, ad andare dove tu vuoi andare, Signore. Anche se noi non sappiamo dove tu vuoi che noi andiamo, anche se abbiamo paura magari, noi diamo la nostra vita nelle tue mani, Padre. Amen, Signore. Potete sedervi. Amém? Continuiamo in preghiera. Preghiamo per i nostri figli. Preghiamo per la futura generazione. Quanto è bello, prezioso vedere questi ragazzi qua che suonano, cantano, offrono questo culto di adorazione al nostro Dio. Ma tanti di noi abbiamo qua una generazione che noi stiamo formando. Nostro Padre, le benedizioni per una nuova generazione. Preghiamo per i nostri figli. Sapere, oh Padre, insegnare e gestire i nostri figli a amarti, ad amarti in modo profondo. Sapere, oh Padre, guidare i nostri figli a vivere questa esperienza di fede con te. Io ti ringrazio, Padre, perché possiamo vedere diverse generazioni qua e che ti offrono un culto. Sia con la tua Chiesa. Preghiamo anche per i nostri che sono ammalati, che soffrono. Sostieni. Preghiamo per i nostri, oh Padre, che vivono le difficoltà che tante volte noi non percepiamo. Sostieni. Preghiamo, Padre, per noi a vedere le cose con i tuoi occhi. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Quanto è bello vedere questo gruppo di ragazzi. Ieri eravamo qua un bellissimo gruppo. E se tu hai figli giovani, adolescenti, pré-adolescenti, sabato alle ore 5:30 con la musica e alle 6:30 abbiamo i nostri incontri qua. Nós stiamo dicendo il nostro culto. E il nostro culto giovanile dei nostri ragazzi. Ok, portate i vostri figli. E è stato bello ieri sera qua vedere i genitori in quella sala là chiacchierando e i figli stavano studiando la parola.
ogni sabato qua noi stiamo facendo questi incontri e questo è molto bello. E è la nostra responsabilità di portare i nostri ragazzini, i nostri ragazzi. E oggi parleremo di un personaggio qua che si chiama? Monique já detto che si chiama? Esther. Esther. Questa ragazza che cambia una storia di un popolo. E quando eu estava rileggendo questa storia di Esther, mi ha chiamato molto l'attenzione un altro personaggio. Come si chiamava il suo cugino? Mardocheo. Interessante, quando eu estava leggendo questo libro, ho finito, pensavo, questo libro si deve scrivere Esther e Mardocheo, perché anche lui è stato molto prezioso. E quanto è bello vedere questa famiglia, i cugini che cambiano na storia di un popolo giudeo. Leggiamo Esther capitolo 4, versetto 16. E abbiamo lasciato questa lettura per voi questa settimana, a leggere il libro di Esther. E è molto prezioso, è molto bello vedere questa storia. Esther 4, 16. Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me e state senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re. Sebbene ciò sia contro la legge. E qua viene la frase che per me ha colpito in questa lettura. Qual è la frase? E se eu devo perire, che io perisca. Caminhar com um personagem bíblico é uma grande experiência para nós. E nós estamos sfidando sempre la Chiesa. Aprende dei personaggi biblici, vedere la loro storia, vedere le cose belle, ma anche le cose che non sono belle. Ossia, camminare con la gente, raccontare le belle cose, ma anche le cose non belle che abbiamo fatto. E Esther fa parte di questa storia. Lei che já não aveva più papà, não aveva più la mamma, e tinha um personagem que prende em adozione Esther. E é interessante, quando estava leggendo questa storia, é um cugino que prende Esther em adozione. Tante volte, quando eu perso la minha mamma, meu papà era sempre fora de casa perché viaggiava tantissimo. E chi mi ha adottato sono state le mie zie. Ossia, eu andava a mangiare a casa loro, era com loro. Ma qua è una storia di Esther che perde la mamma, perde o papà quando era piccola, ma c'è Mardocheo, un cugino, che fa questa adozione di Esther. E comincia a sostenere questa ragazzina. Interessante che o nome originale di Esther era Adassa, no? Un nome bem molto diverso. E questa era una bella ragazza, saggia, timorata do Signore e com amore a um popolo, um respeito ao cugino, uma obediência ao cugino e seguiva quello che il cugino la guidava. Una storia ricca di emozioni, una storia ricca e profunda per tutti noi. Vediamo le caratteristiche di questa ragazza qua. E sicuramente il primo punto forte di questa ragazza qua è amore per il suo popolo. Esther 7,3. Allora la regina Esther rispose: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia donata la vita. Il mio desiderio che mi sia donato il mio popolo. Quando sto preparando questo messaggio, la prima domanda che ho fatto a me e la prima domanda che posso fare a voi: chi è il tuo popolo? Chi è la tua gente? Chi è il tuo popolo? Interessante che Esther dice qua, il mio popolo. O texto che abbiamo parlato all'inizio del culto stava parlando del mio popolo. Chi è il tuo popolo? Chi è? È interessante che c'è questo pronome, mio. Chi è il tuo popolo? E quando eu comincio a pensare in Esther, eu devo cominciare a vedere, lei ha preso una decisione perché amava il suo popolo. Lei si diventa mentore nella mia vita perché dimostra amore al suo popolo.
Lei mi insegna del principio interessante amore al suo popolo, alla sua gente. E lei estava rischiando a sua vida per amore ao suo popolo. Que é o teu popolo, em modo que tu possa rischiar a tua vida per um popolo, per una gente? Que é? E quando vediamo a história de Esther, um pecado que nós temos, um pecado, não me capite male, nós vivemos em qual na Itália, em uma Europa, onde a liberdade religiosa ancora existe. Mas nós conhecemos tanta gente que está morrendo per amor ao seu popolo. Cristiani che sono messi in sacrificio per amore al suo popolo. E se viene qua una persecuzione religiosa, sarà che io sono pronto a dare la mia propria vita, rischiare la mia vita per amore a un popolo? Chi è il mio popolo oggi? Non è una persona, non sono due persone. É uma gente. E seguramente em aquele momento Esther estava vedendo a sua gente em quella città, mas não era só quella città, mas que era esparsa em todo o regnato de quello re, era dappertutto, e lei estava rischiando a entrare davanti ao re e intercede pelo suo popolo. Quando nós cominciamo a capire que é o nosso popolo, nós cominciamo a capire l'azione di Esther. Lei amava a sua gente. Qual é a identidade que eu te coloco ao meu povo? Qual é a prima identidade que eu te coloco ao meu povo? Eu te coloco uma identidade única. Qual é? La fé de outra coisa. C'è uma coisa que há na tua vida e que existe anche na minha vida, e quello que me fa diventare popolo di Dio. Due parole. La presença dello Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo, Romani dice que nós siamo diventati figli. E quando nós siamo diventati figli, nós cominciamo a appartenere a uma família. E quando eu comincio a appartenere a uma família, eu comincio a sentire, é questa la mia família. Scusate Gaetano, ma lui è entrato come membro domenica scorsa. Ma nel primo giorno lui ha inviato un messaggino molto dolce e prezioso ao grupo di Breda. Gaetano lunedì ha scritto un messaggino prezioso, lui viene da Napoli, no? E entra qua e dopo entra come membro domenica, ma subito lunedì scrive un messaggio meraviglioso a una nuova famiglia che lui ha scoperto qua. Quando lui ha scritto quella mensagem, ho pensato, è questo che significa essere popolo, che essere gente, che essere famiglia. Adesso eu riesco a capire dove Esther estava inserindo o suo cuore e poteva dire, io posso adesso rischiare la mia vita, se eu devo perire, che io perisca, perché io amo o meu popolo. Será que eu posso dire la stessa frase di Esther e dire, se eu devo perire, que eu perisca, porque eu amo o meu popolo. La Chiesa é o popolo de Dio. La Chiesa é o meu popolo. Dove c'è lo Spirito Santo è la mia gente. E qual a minha caratteristica? Perciò Essere 4:16b dice così, anch'io con la mia ancella digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene che sia contro la legge, e se io devo perire, che io perisca. Io sono pronto a morire, a rischiare la mia vita per questo popolo qui? È una domanda un po' difficile, ma se eu prendo Esther come base della mia storia, e Esther mi dirà, Caio, stiamo facendo questa passeggiata qua, e io ho rischiato la mia vita per amore a un popolo. Caio, se tu vuoi camminare con me, che io possa essere la tua mentore, tu devi rischiare la tua vita per amore al tuo popolo. È la mia famiglia, è il mio popolo, è la mia gente. E questo ci unisce perché c'è lo Spirito Santo. E è stato Dio a inserire lo Spirito Santo nelle nostre vite, e questo adesso che ci crea l'unità.
um solo espírito. É o meu povo. Salviamo o nosso povo. Era o grito de Mardoqueu. Perciò che Mardoqueu ha detto Esther, dobbiamo salvare o nostro popolo. Esther, é com te. Vá davante ao re. Mas eu não posso, porque se eu entro davante ao re, senza la sua autorização, eu posso essere uccisa. Esther, solo tu puoi salvare il nostro popolo. E Esther dice, pregherò, digiuno, 3 giorni, e vado, e c'è un rischio di vita per difendere il mio popolo. Quando vediamo la persecuzione di cristiani nel mondo, io non posso vedere una persona che soffre, è un popolo che soffre. Quando viviamo com o popolo de Dio, eu não vedo uma persona, eu vedo a Chiesa, eu vedo o popolo. Essere come la mia mente significa che devo sentirmi parte di un popolo, e per sentirmi parte di un popolo sono pronto a rischiare, perché è il popolo che Dio mi ha donato. Perciò a protezione di un popolo è rischiare nonostante la mia. Chi era Esther? Era una persona, una serva? Chi era Esther? Qual era a sua posizione? Era la regina. E lei stava rischiando a sua vida e c'era um alto posto. E tante volte nós não vogliamo abbandonare o nostro posto per amore a um popolo di Dio. Esther mi insegna che anche non importa o posto che io ce l'ho un posto importante, ma io sarò in rischio per questo. Il posto non è più importante che il mio popolo. Il posto non è più importante della mia gente. Il posto che io ce l'ho non è più importante della storia che Dio sta scrivendo. Se Dio mi ha inserito in un posto, in un luogo, in una responsabilità, è perché Dio vuole che io possa stare in quel luogo, in quella responsabilità, a rischiare la mia vita per amore al suo popolo. Esther mi insegna questo. Perciò che il mio popolo, la mia gente, è il popolo, è la gente di Dio. E qua io devo capire adesso qual è la causa di questo popolo, di questa gente. Qual era a causa di quella storia di Esther com o seu popolo e com a sua gente? Eu devo vedere o meu popolo e o projeto de Dio com o meu popolo e agir em modo favorável a questo popolo, porque Dio tinha um projeto com loro e tinha um projeto com nós. Eu devo adesso pregare e digiunare per capire qual é o projeto de Dio per noi. E quando eu riesco a capire, eu devo morire e dare la mia vita e rischiare la mia vita per questo progetto di Dio, per il suo popolo, la sua gente. La sopravvivenza del mio popolo è la cosa più importante della storia. La sopravvivenza di un popolo in quel momento era la cosa più importante della storia. Perciò che Esther dice questa frase meravigliosa. E se io devo perire, che io perisca. Primo punto. Sei pronto a rischiare la tua vita per il tuo popolo? Oppure, prima domanda, chi è il tuo popolo, chi è la tua gente? Se eu devo perire, che io perisca. Não importa meu carico, não importa a minha responsabilidade. Eu devo imparare o quanto é precioso dare a minha vida a questa gente, a questo popolo. Interessante che Esther è riuscita e o popolo è stato protetto dal re. Come Monique ha detto, è stato un passo di fede. E questo passo di fede è perché lei capiva il progetto e il sogno di Dio e è inserito là. Ma nonostante tutto questo, perché in quel momento c'era una famiglia che voleva uccidere il popolo dei giudei, il popolo ebraico, giudeu. Come si chiamava quello responsabile? Che dopo è stato messo in una forca? Come si chiamava lui? Amã. Ma Esther, nonostante le cose belle, ha fatto una cosa che non è stata bella. Lei non era soddisfatta solo con la morte di Amã. Che cosa lei chiede dopo davanti al re? Chi si ricorda della storia? Capitolo 9, versetto 13. Chi si ricorda della storia?
Re, se ti piace, non basta solo Amã andare alla forca, ma tutta la sua famiglia. Tante volte noi non siamo soddisfatti con la morte di qualcuno, noi non siamo soddisfatti con la disgrazia di qualcuno, tante volte noi vogliamo uccidere gli altri. E è interessante che in quel momento Ester ha chiesto di portare alla forca, alla morte, tutti gli altri. E Gesù ci insegna un principio molto interessante in questa storia. Matteo 5, 21 e 22. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si addira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Gesù, abbiamo parlato questa settimana con i ragazzi, e è interessante che Gesù sempre dice, avete udito che fu detto, ma io vi dico. La Ester mi insegna che questa seconda parte della sua vita io non devo adempiere. Perché tante volte io non sono soddisfatto con la disgrazia, ma io vorrei uccidere con l'altra azione o con le parole. Chiunque si addira con suo fratello sta uccidendo il suo fratello. Non basta portare a una forca, basta manifestare che cosa? Ira verso un fratello. Perciò quando eu prendo la storia di Ester e eu vedo questa azione sua verso una famiglia, quando eu prendo la mia storia eu devo pensare, eu non posso desiderare anche questo. E creare dentro di me un desiderio di vendetta. Perciò lei insegna che la vendetta non può fare parte della nostra storia. Lei ama suo popolo. Suo popolo stava per essere ucciso. È stato protetto il suo popolo. Ma lei non era soddisfatta soltanto con la morte della persona più responsabile, si addira contro la sua famiglia. Io devo pensare nella mia vita che addirarsi contro qualcuno, sto portando, la mia vita può andare al tribunale. Uccidere qualcuno non basta una forca, basta la mia ira, basta il mio sguardo, bastano le mie parole. E è questo che Gesù stava dicendo. Avete udito? Era con la forca? Ma io vi dico, sono con le parole. Io non posso entrare in questa strada. Io devo stare attento per non uccidere nessuno in questo modo. Ester mi insegna un ponto positivo. Ester mi insegna un ponto negativo. Ester novamente mi insegna l'altro ponto positivo que está em Ester capítulo 2. E quattro sono delle cose meravigliose che Ester mi insegna. 10:15. Ester non aveva detto nulla né del suo popolo né dei suoi parenti, perché Mardocheu le aveva proibito di parlarne. 15. Quando venne il turno di Ester, la figlia di Abiail, zio di Mardocheu, che aveva adotata come figlia, di andare dal re, lei non domandò altro quello che le fu indicato da Hegai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Qual è la seconda grande caratteristica bella di Ester? Obbedienza. Lei seguiva i suoi consiglieri. Tu ce l'hai di consigliere nelle decisioni importanti della tua vita? A Bíblia diz que senza consiglieri un popolo fallisce. Senza consiglieri plurali i miei progetti falliscono. Tante volte noi facciamo dei progetti andando a un caos. Ester qua ci insegna due grandi consiglieri. Uno era o eunuco del re e o secondo era o suo cugino Mardocheu. Questo libro di Ester noi possiamo dire che è la base di un Mardocheu che dava dei consigli a Ester e lei lo seguiva. Noi possiamo fare una grande opera,
ma noi dobbiamo avere dei consiglieri a quelli fare opera. I consiglieri capaci. Lei aveva un cugino che era Mardocheu, lei aveva un eunuco che era Egai. La mia vita soltanto sarà próspera se consiglieri sono con me. Perché? Egai in quel momento sapeva come funzionava tutto pela scelta di una nuova regina. Tutto i passi. E Egai parlava a Esther e lei seguiva. Mardocheu conosceva tutta a história fora do palazzo. E perciò Mardocheu stava dando dei consigli a Esther di fare. Ci sono tante persone che stanno intorno a noi, che conoscono le cose molto più di noi. E prima che eu possa fare um passo, eu devo ascoltare questa gente. E adesso sì, eu posso prendere uma decisão importante. O quanto é belo e precioso caminhar com le persone che già hanno vissuto quella storia, quella esperienza. O quanto é belo e importante seguire e prendere dei passi basados em consiglieri. Proverbi 15, ou o livro de Proverbi é rico em consiglieri, Proverbi 15, 22. E disegni falliscono dove mancano. Que coisa dice? Consigli. Tu já hai fatto qualche progetto? Importante? Tu já hai percepito che qualche progetto se n'è andato? Perché è mancato? Consigli. Ma riescono dove sono quanti consiglieri? 2? 1? Molti consiglieri. Tante volte noi facciamo delle decisioni basate sui nostri desideri di cuore, che sono un pericolo. E ho bisogno di consiglieri. E ho bisogno di consigli. E ho bisogno di ascoltare le persone più brave di me e di camminare con queste persone che possono dirmi: Caio, calma, Caio, di qua, Caio. E di là io comincio a maturare i consigli e prendere le decisioni. Proverbi 11:14: quando manca una saggia direzione, il popolo cade. Ma nel grande numero di consiglieri sta la salvezza. La saggia direzione oppure fallimento. Grande número de consiglieri, la salvezza. Eu não posso essere trascinato per le emozioni, per i momenti, eu devo essere guidati dai nostri consiglieri. Proverbi 24:6: infatti con saggia direttiva potrai condurre bene la guerra, e la vittoria sta nel grande numero dei, novamente, consiglieri. E provérbio é rico, é rico. Se eu vorrei na vita benedetta, eu devo vivere basato con le persone che mi danno dei saggi consigli. Ma devo vedere delle persone che siano saggi, che hanno la esperienza in quella area. Esther salva il suo popolo. Esther diventa la regina perché lei ha seguito i consiglieri, consiglio. Egai, um eunuco. Ma Egai conosceva tutte le cose di quel palazzo e lei ha seguito, è diventata la regina. Lei salva il suo popolo perché seguiva il suo cugino Mardocheu. Lei crea una storia meravigliosa perché per lei i consiglieri erano fondamentali. Se io vorrei scrivere una storia della mia vita, eu devo sapere che eu devo sapere scegliere dei bravi consiglieri, saggi consiglieri, per camminare insieme a me e darmi delle direttive giuste. Tante volte il mio fallimento è perché non ascolto i consiglieri, la saggezza. Proverbi 12:15: la via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. E stare con le persone che hanno una visione diversa da nostra è prezioso. Camminare con le persone che ti mettono in confronto è meraviglioso. Ascoltare dei consigli delle persone che stanno avendo una percezione diversa della nostra è stupendo, perché sono queste persone che ci insegnano a vedere le cose diverse da quelle che ho visto finora. La via do stolto è diritta ai suoi occhi. Che cosa è lo stolto?
Chi è lo stolto? Non è ignorante. Stolto é aquele que sa e não fa. Lo stolto é aquele que sa la risposta e prende e fa delle cose diverse. Ignorante non lo sa, ma lo stolto è quello che sa. Perciò quando lo stolto pensa che sa, soffre. E noi dobbiamo stare attenti a su questo. Noi non siamo saggi. Perciò che Dio ti ha creato e ti ha messo in mezzo a una comunità con le persone diverse, in modo che io possa dipendere degli altri. È molto importante vedere le cose con gli occhi degli altri. O quanto é importante haver delle persone sagge intorno a me. O quanto é importante scegliere delle persone intorno a me. Dio ci insegna a camminare con la moltitude di consiglieri. E é interessante que tante volte nella vita nós vemos una percezione molto sbagliata della vita. E quando eu leggo a história bíblica, vediamo Gesù andando fino alla croce. Qual era o pensiero dei discepoli di Gesù, gli apostoli, quando Gesù era morto sulla croce? Qual era o loro pensiero? Tutto è perso, tutto è finito. E loro hanno camminato con Gesù e sapevano, e loro pensavam, tutto è finito. Quando la Chiesa di Gerusalemme è andata in persecuzione, stava si distruggendo la Chiesa, grande parte pensava, tutto è finito. Quando existe um problema, tante volte nós pensamos, tutto è finito. Quando ci sono dei saggi consiglieri ti diranno, calma, Gesù è andato sulla croce per morire, ma sarà risorto. La Chiesa è perseguitata a Gerusalemme perché la Chiesa adesso deve essere diffusa per tutta la terra. Qua questo problema non è per finire, è per cercare una opportunità per dare un passo. Se io ce l'ho dei saggi consiglieri, mi faranno vedere che la croce non è la fine, che la persecuzione non è la fine, che c'è ancora una speranza, c'è vita. La maggioranza dei salmi, è questo che mi piace tantissimo in Salmo, Davide comincia a raccontare dei problemi, dopo finisce, ho trovato la speranza, ho trovato la vita, ho trovato adesso la risorsa che è in te, Signore. Quante volte nós pensamos que a situação está arrivando a um fine, e o Senhor está dizendo, não é um fine. O povo de Israel, o povo judeu em quel momento, sembrava que sarebbe distrutto, ma Mardocheo intercede, Estere ascolta e o povo c'è la vittoria, la conquista. E loro fanno festa. Consiglieri mi aiutano a vedere che la fine non è la fine. Consiglieri mi aiutano a vedere che c'è ancora una nuova opportunità. Per un cristiano la fine non è la fine, perciò che io posso vedere di più. Consiglieri mi fanno vedere di più. Tu já hai perso la speranza in qualche situazione? Io già, tante volte. Ma quando una persona mi dice, calma Caio, c'è una nuova strada. E quando c'è una nuova strada, tu percepisci che io posso continuare. Dio non ci ha chiamato a mollare e desistere. Dio ci ha chiamato a proseguire. E perciò i consiglieri mi aiutano a questo. O popolo giudeo lì stava per finire, ma c'era Mardocheo, c'era Ester, e loro hanno salvato un popolo. Ma lei ha detto, se eu devo perire, ok, che io perisca. L'altro ponto importante qua di Ester, o terzo ponto positivo, coraggio. Una donna di coraggio. Que coisa é o coraggio? Quando eu devo manifestare coraggio? Quando a situação é muito più grande di me. É lì che stava manifestando Ester. 1 Timóteo 1,7. Dio infatti ci ha dato un spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, di autocontrollo. Dio non ci ha donato un spirito di timidezza, ma di forza, di amore, di autocontrole. Dio ci ha dato un spirito di amore, di forza, di autocontrole, di coraggio. Noi non possiamo mai accettare un cristiano che è codardo nelle difficoltà.
Nós não possiamo accettare um cristiano que abandona uma responsabilità. Nós não possiamo accettare perché o Spirito che Dio ci ha donato è di forza, di amore e di auto. Non sono io, è lo Spirito Santo che mi dà la forza, che mi dà il coraggio, che mi dà questo amore e che mi dà adesso o autocontrollo di gestire e sapere rispondere alle situazioni. Essa è rischiato la sua vita con coraggio. E che cosa lei ha fatto prima di cominciare a fare questa decisione? 3 giorni di preghiera e digiuno. Perché quando sta arrivando la mancanza di forza, di coraggio, che cosa devo fare? Dio è con te. Io non posso continuare a vedere le cose con i miei occhi. È la preghiera che entra. Quando sto cominciando a perdere il controllo della situazione, è con Dio. Dio ti ha dato la promessa che tuo Spirito Santo è di forza. Ma mi sembra che la situazione è molto più grande di me. Dio, qual è stata l'ultima volta che tu hai fatto un digiuno di 3 giorni? Forse da 60 anni fa. Qual è stata l'ultima volta che tu hai fatto preghiera per 3 giorni di seguito? La situazione di Esther era altissima, di alto rischio. Era necessário coraggio. Ma prima di manifestare questo coraggio, è con te Dio. Cambia me. Sono io che devo avere il coraggio. Cambia me. Sono io che devo avere la situazione adesso con i tuoi occhi. Cambia me, Signore. Se io devo perire, che io perisca. È la preghiera, è il digiuno che mi porta a avere questo. Io devo avere intimità. La preghiera non è per me. La preghiera deve essere per il mio popolo. La preghiera è per me, perché la preghiera deve essere per il cambiamento nella mia vita, perché io devo essere una persona coraggiosa. Io devo essere pronto a rischiare la mia vita. Quante volte abbiamo fatto questa frase? Se eu devo perire, che io perisca. Tu já hai fatto? Tu já hai rischiato il tuo posto di lavoro per la causa di Cristo? Nós dobbiamo manifestare questo. Nós dobbiamo rischiare. La gente oggi è molto sensibile, non si può dire qualsiasi cosa che la gente... È una sensibilità grande. Esther non era sensibile. Era una donna di coraggio. Ma stava pronta a affrontare una situazione difficile. La Chiesa cristiana non è una Chiesa per i sensibili. Sono quelli che sono pronti a soffrire. La Chiesa deve essere perseguitata, sì. La storia di Stefano, capitolo 8 di Atti, è una storia di persecuzione. È lì che cresce la Chiesa. La Chiesa che non è perseguitata non è la Chiesa che sente il coraggio di camminare con il Signore. Se eu devo perire, che io perisca. È questa la Chiesa di Dio. Eu sono pronto a morire per il popolo di Dio. Atti 16, 25, verso alla mezzanotte, Paulo e Sila, che cosa stavano facendo? Se lamentando. Stavano se lamentando in prigione? Stavano cantando inni a Dio. I carcerati ascoltavano. E loro sono stati messi in modo ingiusto in quello carcere. Ma loro stavano glorificando a Dio, cantando inni ao Signore. E noi, quando succede qualche piccola cosa, ci lamentiamo. Dove ho coraggio? Eu não vorrei una chiesa coi codardi. Eu vorrei una chiesa coi coraggiosi pronti a dire questa frase. Se eu devo perire, che io perisca. Com persone com coraggio per affrontare e soffrire con la causa di Cristo. La nostra Chiesa tante volte diventa pigra, perché non vuole combattere la sofferenza. Timoteo 3,12, del resto tutto quello che vuole vivere piamente in Cristo Gesù saranno benedetti, saranno ricchi, saranno benedetti dal Signore. Saranno? Noi vogliamo Cristo, ma noi non vogliamo la persecuzione. Persecuzione è meravigliosa perché fa crescere la mia fede. Coraggiosi, non codardi. Estou caminhando com essa e lei está me dizendo, Caio,
Caio, basta con questa pigrizia, basta di questo. Comincia a essere coraggioso e affrontare e rischiare la tua vita. Caio, questa donna qua, Esther, io ho detto un giorno, se io devo perire che io perisca. E perché tu adesso dici, è troppo forte per me? Se eu devo perire che io perisca. I coraggiosi sono pronti a vivere questi, i codardi abbandonano. Lo Spirito Santo è di forza. È quello che deve avere nella Chiesa di Dio, è questa caratteristica, è questa impronta, è lo Spirito Santo nella nostra vita. 2 settimane fa ho raccontato quella storia di quel missionario norte-americano che è andato in Etiopia, ricordate? E fino a oggi questa storia mi fa ricordare. Quando questo missionario andava di là, e o pastor etíope ha detto: io devo pregare per voi norte-americani, perché avete chiese in ogni angolo, ma rimanete a casa. Voi avete tutto il conforto e vi lamentate. E tante volte noi stiamo combattendo per avere conforto e o meglio per la nostra vita, e non è questo che Dio ci ha chiamato. Dio ha chiamato per essere coraggiosi in una opera sua. Noi abbiamo chiesa dappertutto e rimaniamo a casa. Noi abbiamo dappertutto conforto e ci lamentiamo, perché noi non abbiamo ancora avuto una esperienza. Se eu devo perire, che io perisca. Noi non abbiamo avuto la esperienza ancora di un rischio di morte del popolo di Dio. E quando c'è un rischio di morte, stiamo a casa. Stiamo vivendo una situazione un po' piccola ma simile, quando sono state chiuse le chiese per un periodo. Un piccolo ma simile, tra poco dobbiamo avere il Green Pass per stare insieme qua. E che cosa faremo? Resteremo a casa vedendo tutto questo o staremo combattendo com coragem per una causa del Signore? Stavo parlando com um pastor em Brasília e lui mi ha detto: Pastore Caio, 30% dei membri della Chiesa non sono tornati dopo. Stavo parlando com l'altro pastor in Germania e lui mi ha detto: Pastore Caio, una grande parte dei membri della nostra Chiesa non sono tornati dopo. Negli Stati Uniti un caos. Quasi 500.000 di credenti non sono tornati in Chiesa dopo. E noi abbiamo delle famiglie che ancora non sono tornati in chiesa. Dove sono questi? Dove sono questi? Noi abbiamo dei coraggiosi che devono combattere. Noi non possiamo continuare in questa pigrizia che non è di Cristo. Dove sono i coraggiosi per combattere? Esther sarà la mia consigliera, Esther sarà la mia mentore, se io avrò il coraggio di affrontare queste situazioni e stare con il mio popolo. Io sto con la mia gente, il mio popolo, perché è lo Spirito Santo. Perciò che Esther voleva capire questo, ha digiunato, ha pregato. E ha messo digiuno e preghiera come base della sua storia. La preghiera è per cambiare a me, la preghiera è per cambiare una situazione. La preghiera do digiuno mi fa cambiare per rischiare la mia vita, per unire questo popolo di Dio. La preghiera e il digiuno mi preparano a continuare servindo il Signore con coraggio. Se eu devo perire, che io perisca. Eu vorrei che questa chiesa qua possa uscire di questa sala questa mattina dicendo questa frase: se eu devo perire, che io perisca. Altrimenti Esther non sarà la mia mentore, perché per me, se eu devo avere il conforto, che io rimanga a casa, che io rimanga a casa. No, eu devo pregare e digiunare per cambiare il mio modo di pensare. Nós stiamo dentro dei conflitti e dolori e noi dobbiamo pregare e digiunare per sapere quanto eu devo morire per questa causa. E che Dio possa continuare a inserire la persecuzione per vedere dove sono i coraggiosi del Signore. Esther diventa minha mentore perché prega e digiuna per amare il suo popolo. Esther diventa la mia mentore perché prega e digiuna per rischiare la propria vita.
Esther diventa la mia mentore perché prega e digiuna per dire che il suo proprio carico di regina non era più importante che il suo popolo. Esther diventa minha mentore perché prega e digiuna sapendo che deve imparare a rischiare la propria vita. Che Esther diventa la nostra mentore in questa storia. Se io non sono pronto a dire questa frase, preghiamo e digiuniamo. Perché quando questa frase entrerà nel mio cuore, io capirò o significato di essere popolo, gente di Dio. Io capirò. Sei pronto a rischiare la tua vita? Preghiamo. Una ragazzina che dopo si diventa regina. In mezzo a un popolo che non era il suo popolo. Una donna di coraggio. Hai sbagliato, ma era una donna usata dal Signore e ha fatto delle cose stupende. Si è messo disponibile per rischiare la propria vita per salvare il suo popolo, la sua gente. Ha pregato e ha digiunato. E dopo ha detto: se io devo perire, che io perisca. Eu só posso capire la mia gente e mio popolo quando eu digo questa frase. Se eu devo perire, che io perisca, per amore a questo mio popolo, alla mia gente. Rischiare la vita. Rischiare la vita. Nosso Padre, eu te ringrazio perché la storia di Esther è registrata. La storia di Mardocheo anche lì. Io ti ringrazio, Padre, perché questa ragazza, questa donna ci ha insegnato dei principi stupendi e meravigliosi che tu hai lasciato per noi. Quante volte noi vogliamo proteggere il nostro posto, proteggere, oh Padre, il nostro carico. E chiudiamo gli occhi al nostro popolo, alla nostra gente, che è il tuo popolo e la tua gente. Persecuzione fa benissimo, perché lì mi farà vedere se io sono pronto a rischiare la mia vita. Vogliamo vivere piamente con Cristo, ma vogliamo sapere che la persecuzione fa parte, è completamente collegata a questo. Che il tuo popolo, la tua gente, che noi possiamo imparare il senso di pregare e digiunare, per imparare o quanto dobbiamo rischiare per il nostro popolo e la nostra gente. Se eu devo perire, che io perisca. Grazie, oh Padre, per il tuo popolo e la tua gente qui. È il tuo popolo, è la tua gente. Amare, morire per loro, perché è il mio popolo, è la mia gente.
Ti ringrazio, Padre, perché Tu ci insegna dei principi che sono i Tuoi. E è su questo che vogliamo camminare. Benedici, oh Padre, la Tua Chiesa, la Tua gente, il Tuo popolo, che possa prosperare in proclamare il Tuo messaggio. Nel nome di Gesù. Che Esther sia mentore per tutti noi. Amen, Signore. Amém. Guarda davanti, alla tua destra, alla tua sinistra, indietro. Guarda. Se tu sei qua davanti, guarda indietro. Se tu sei indietro, pode guardare davanti, alla tua destra. Guarda. Tu sai que questo è il tuo popolo, la tua gente? Questo è il tuo popolo, è la tua gente. E se io devo perire? Che io? Che io? Amém? Amém. Cantiamo? Quale cantico? Signore, voglio te, cantiamo con gioia, con allegria, com entusiasmo. E possiamo celebrare questo momento di offerta e le decime. È la nostra responsabilità. E facciamo questo con gioia e con allegria. E che possiamo servire il Signore questo con le offerte. Tutto quello che Dio ci ha donato non è per noi, è per Lui. È esperienza di fede. E che noi possiamo essere fedeli a questo. Facciamo questo. Maialina è qua, Venezuela, Síria. Stiamo portando a quella gente che sta soffrendo. E per amore a loro, che è il nostro popolo, a nostra gente. Possiamo stare in piedi? Cantiamo e offriamo. Ok, 1, 2, 3, chi canta e toca, vai.
grazie per questo giorno, Padre, ti ringrazio per ogni persona qui presente, Signore, ti ringrazio per le offerte, per le decime che le persone hanno portato a te, Padre, che ognuno di noi possa essere responsabile con la tua opera, Signore, e pensare che tutto questo, ogni cosa che facciamo coopera alla tua opera, a quello che tu hai in mente per ognuno di noi, Padre, e ti prego perché ognuno di noi abbia ben chiaro quello che tu hai intenzione, come tu hai voglia di gestire la nostra vita, Padre. Ti ringrazio e ti benedico per queste offerte che vengano gestite nel migliore dei modi, secondo la tua opera, secondo i progetti che tu hai per questa Chiesa, Signore. E ti chiedo di benedire ogni persona qui oggi e che loro possano uscire da questa sala di culto pieni di tutto quello che hanno, di tutto quello di cui si sono cibati questa mattina, Signore, che ognuno di noi possa uscire pieni del tuo spirito e che possiamo portare questo ad altre persone, portare la gioia di stare con te, di lodare te, di cibarsi di te, che possiamo portarlo ad altri, Signore. Amen. Amém, potete accomodarvi. Ok? Veloce avvisi qua. I corsi e associazioni Cammino Bene, ok? Domani c'è la ginnastica dolce, no? Mia moglie è arrivata a casa distrutta, ok? 2 giorni che non poteva neanche camminare. Meno male che era dolce la ginnastica. Ok, bellissimo vedere quello bello gruppo, ok? Ok, domani se volete partecipare alle ore 17h45, no? Ok. Pré-adolescenti, tu hai un figlio pré-adolescente, vi sfido, porti qua ogni sabato alle ore 17h30. Questo studio su Ama il tuo corpo è molto prezioso e quello che sto ascoltando dai ragazzi è una cosa bellissima, ok? Di quello che loro stanno condividendo, ascoltando, e è prezioso. E c'è un libro, questo Ama il tuo corpo, ma o quanto è importante per i nostri figli sapere rispondere a una generazione che sta decidendo di non amare il suo proprio corpo. E vi sfido. E anche figli, adolescenti e giovani, stiamo con degli incontri qua tutti i sabati. Iniziamo, come vi ho detto all'inizio, alle 5:30, andiamo fino alle 8. E è bello. È come è bello vedere i genitori lì aspettando i figli che stanno imparando e adorando il nostro Signore. Ok? Piccoli gruppi continuano, incontro di preghiera settimanale. Ok, adesso abbiamo anche presenziali qua a Treviso e anche a Belluno, così continuiamo con questo incontro e preghiamo e Dio possa farci sempre il coraggio. Ok? Giovedì qua, alle ore 20. Ok? E è bello, non soltanto il senso di stare in preghiera, ma avere quel momento di comunione. E è bello toccare una persona, parlare, vedere e pregare insieme, è prezioso. Giovedì alle ore 20 qua, e anche Belluno sta facendo in modo presenziale, grazie a Dio per questo. Ok, io vorrei ringraziare anche a tutti quelli che sono ricordati di un traguardo metà di Mosè. Mosè è arrivato a 120, sono arrivato a 60. Come è stato bello ricevere i vostri messaggi, il vostro amore. E è bello, come si dice, io ringrazio pubblicamente perché mi sono sentito molto amato dal popolo di Dio e di questa Chiesa. Stavo dicendo a Astrid, forse l'anno che più messaggi ho ricevuto è stato quest'anno. E 60 anni, per favore, una volta solo, no? E grazie a tutti voi che avete dimostrato questo amore per me. E ho finito a mezzanotte di 25 con un cuore molto grato a questa preziosa Chiesa. Grazie e grazie a tutti. Buona domenica. Ciao.